dei settori economici più colpito in maniera negativa ovviamente dalla pandemia, da Covid-19, è sicuramente stato il settore delle fiere, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Eppure, nonostante questa situazione drammatica, la piccola ma particolare fiera di montagna Longarone Fiere Dolomiti è riuscita comunque a reagire alla situazione. L'anno più difficile, come ricorderete, è stato il 2020, perché fu la prima ondata, ci fu lo shock dell'inizio della pandemia, eppure nonostante questo riuscimmo ad organizzare a settembre sia la fiera dei rettili, il Reptile Days, ma anche la fiera delle foreste, il Festival delle Foreste, un evento internazionale molto importante che appunto ebbe luogo nel corso del mese di settembre. Poi dopo ci fu anche Dolomiti Show, una fiera dedicata al turismo. Poi purtroppo ci fu di nuovo un blocco improvviso con la seconda ondata e dovemmo rinunciare ad Arredamont e MIG 2020. L'anno scorso, il 2021, dopo la fase difficilissima della primavera, dove però reagimmo, la fiera di Longarone riuscì, grazie al sistema della fiera virtuale che venne acquisito in maniera molto veloce, fatto soprattutto in casa ma in maniera quindi molto operativa e molto veloce, vennero organizzate le fiere tipo Agrimont e Ricostruire appunto in forma virtuale, con un notevole successo di presenza, ma soprattutto di grado e di elevatezza e di autorevolezza dei relatori. Ma già a luglio, appena venne autorizzata dal governo la riapertura delle fiere, iniziamo con di nuovo la fiera dei rettili a inizio di luglio. Poi ci fu il grande evento l'anno scorso della Fiera delle Foreste a metà di settembre nel Cansiglio, fra l'altro anche trasferendo la nostra fiera sul Cansiglio, quindi una cosa non facilissima, perché non la organizzammo a Longarone, ma d'accordo con uno dei nostri soci più importanti, Veneto Agricoltura, ma anche con la regione Friuli Venezia Giulia, la portammo sul Cansiglio, perché Cansiglio è un luogo particolarmente adatto, e venne organizzata in concomitanza anche la fiera Boster Nord-Est, quindi di questi grandi macchinari che lavorano in legno, che lavorano sulla montagna, che spostano masse incredibili di legno ma anche di terra per costruire le strade. Ebbe un grandissimo successo di pubblico, 6.000 persone. Venne poi organizzato subito di seguito Dolomiti Show, la fiera del turismo, e poi grande successo con Arredamont. Infine, nonostante la difficoltà, perché era arrivata un'ulteriore ondata, come ben ricordate, di Covid, ci fu la fiera appunto MIG 2021, che è stata per il momento l'unica fiera del gelato organizzata in presenza. Ci volle molto coraggio per fare questo passaggio, ma con noi c'era un consiglio di amministrazione coeso, i soci, tutti i soci della fiera, che erano convinti che questo passaggio bisognasse farlo, che bisognava dimostrare che nonostante la pandemia si poteva vivere ancora e convivere col virus, organizzando eventi in presenza. Adesso siamo al 2022. Dopo questa grande fatica, ma anche questa resistenza che abbiamo opposto a questa situazione di grande difficoltà, Longarone Fiere, che anche ha portato i propri bilanci in pareggio grazie anche a molti aiuti dello Stato, ma anche dei progetti europei molto importanti che mentre succedeva tutto questo siamo riusciti a vincere, un progetto LIFE, progetti molto complessi che riguardano l'ambiente, in questo caso le foreste, si chiama LIFE Vaia, un progetto per il turismo, per la digitalizzazione, per reagire, per aiutare le imprese del turismo a reagire a questa situazione, il progetto Digitur, sempre finanziato dall'Unione Europea. Noi ci troviamo adesso nel 2022 con una situazione un attimino più rodata, ci sono i vaccini, la gente e le stesse imprese sono più tranquille, perché non dico c'è un'abitudine a quello che dicono, ma c'è soprattutto la capacità di meglio convivere. Quindi quest'anno la tabella di marcia è questa: a febbraio, fra poco, fra un mese, avremo Ricostruire virtuale B2B, viene fatta fra l'altro sotto l'egida della Commissione Europea, perché è un local event cosiddetto della Commissione Europea, quindi avrà una visibilità nel mondo intero grazie ai sistemi di comunicazione della Commissione Europea. Metteremo assieme le aziende del settore della ricostruzione, del restauro, dove l'Italia è all'avanguardia nel mondo, a discutere insieme
per esempio i benefici del governo, dello Stato a favore delle ristrutturazioni immobiliari, ma anche proprio in senso più lato il restauro, che è un tema delicato, importantissimo. Non vogliamo nuova cementificazione, ma vogliamo il restauro per esempio degli alberghi, degli hotel già tuttora esistenti. Subito dopo ci sarà il 19-20 e il 25-26-27 di marzo, per questi 2 fine settimana, la fiera Agrimont. La fiera Agrimont è una fiera importantissima perché è la fiera dell'agricoltura e della zootecnia di montagna. Pensate che in presenza è da 2 anni che non c'è più, ma abbiamo con noi tutte le associazioni socie della nostra fiera di Longarone, abbiamo tutte le realtà produttive più importanti della nostra realtà, non solo bellunese ma veneta ed italiana, che sono determinati appunto a farla diventare di nuovo la grande fiera che è sempre stata. Poi l'8, 9, 10 aprile finalmente avremo la fiera Ricostruire in presenza questa volta, quindi dopo l'anticipo di fiera virtuale avremo la fiera in presenza, e anche questa quindi di nuovo un'occasione di incontrarsi. Poi il 23, 24 e 25 aprile ci sarà la fiera Caccia e Pesca, fatta in collaborazione quest'anno particolare anche con la regione del Veneto, che ha voluto fare una grande promozione di questa fiera, ma soprattutto della pesca sportiva, con tutta un'attività social sui mass media molto interessante. Fiera Caccia e Pesca famosa perché è una fiera di grande tradizione per la nostra fiera Longarone Dolomiti. 28-29 maggio avremo la fiera di nuovo dei rettili, una piccola fiera ma molto internazionale, e anche questo credo che sia un atto di grande coraggio, perché tutti sanno che sono più difficili i collegamenti con l'estero, soprattutto fuori Europa, ma purtroppo qualche volta anche all'interno dell'Unione Europea, quindi fiera internazionale molto importante. Poi luglio-ottobre avremo sempre la Women Art Expo, nell'ambito di arte in fiera. Per noi la cultura è molto importante e quindi questa è la fiera dell'arte dedicata soprattutto all'arte femminile, e quindi sarà per un periodo abbastanza lungo, da ottobre, con tutta una serie di programmi che verranno poi dettagliati nelle prossime settimane. Il 9, 10, 11 di settembre, questa volta non sul Cansiglio ma a Longarone, avrà luogo la fiera e il Festival delle Foreste insieme con Boster Nord-Est. Sarà un'edizione particolarmente importante perché dopo il grandissimo successo, abbiamo detto 6.000 visitatori dell'anno passato, dobbiamo non solo raggiungere ma superare questo record di visite. Sarà la 4ª edizione perché questa fiera è per noi abbastanza recente. Per quanto riguarda Fiera delle Foreste Festival, la 4ª edizione, Boster Nord-Est è la 3ª edizione, e quindi sarà una grande sfida per noi, ma siamo sicuri che riusciremo, come negli anni passati, a vincerla. Sarà una grande fiera internazionale con la presenza dell'Unione Europea e di altre organizzazioni internazionali. Poi il 10-11 di ottobre, in concomitanza, avremo sia Dolomiti Show che anche Dolomiti Oreca. Dolomiti Oreca ha avuto un grandissimo successo nel 2019, lo cerchiamo di ripetere appunto nel 2022, perché è la fiera che è molto interessante per le aziende venete, bellunesi, è quella della fornitura nel settore degli hotel, della ristorazione, del catering, quindi va a toccare temi che sono quelli dell'agroalimentare, per esempio, che sono cruciali, importantissimi. Dopo quindi ben 10 appuntamenti fieristici, uno più importante dell'altro, arriviamo alla fine alle ultime 2 grandissime manifestazioni che rappresentano poi anche un pezzo di storia di Longarone Fiere e Dolomiti. La prima è la 44esima edizione di Arredamont. Siamo già arrivati quindi alla 44esima edizione, avrà luogo dal 29 di ottobre al 6 di novembre, quindi è inutile parlare tanto di Arredamont, è una delle manifestazioni fieristiche più importanti delle nostre montagne. Longarone Fiere è una fiera di montagna, quindi si distingue per questa particolare caratteristica, e uno degli esempi per cui si distingue è proprio questa importantissima fiera. Anche l'anno scorso ha avuto un successo enorme, immaginiamo che quest'anno il successo sarà ancora più grande. Infine si chiude in bellezza
come l'anno scorso abbiamo avuto il coraggio di organizzare unica fiera del gelato del 2021, da 2 anni non ce n'erano più, la fiera del gelato, la MIG 2021, sarà il turno di MIG 2022. Siamo alla 62esima edizione, è un record, sono pochissime le fiere che riescono a superare, diciamo, i 50 anni. Questa è una fiera invece di tradizione, è una fiera però non solo del business, è una fiera della cultura delle montagne del Veneto, di tutti quei lavoratori che hanno lasciato provvisoriamente le vallate di queste bellissime montagne per andare a lavorare in un paese in particolare molto ospitale come la Germania, ma in altri paesi di tutto il mondo, e lì sono riusciti a lavorare, a far fortuna, a far famiglia, a creare delle bellissime imprese del settore, e ritrovandosi poi a dicembre, tornando a casa loro qui, hanno avuto modo di costruire, di creare questa fiera, che è quindi una fiera anche dei sentimenti, è una fiera non solo del business, ed è per questo che la fiera di Longarone, la fiera del gelato, la mostra internazionale del gelato è una mostra che resiste a tutte le concorrenze. Non ci sono concorrenti che riescano a ridurne l'importanza. Hanno tentato ma non ce l'hanno fatta, proprio perché è una fiera del cuore, una fiera anche del sentimento e della tradizione di un popolo. Ecco perché noi crediamo fortemente in questa fiera, e come i soci, in particolare i soci pubblici, fra cui il comune di Longarone, dove ha sede la fiera, dicono giustamente: la città del gelato deve restare la città di Longarone, e quindi la fiera di Longarone sarà ancora per tanti anni la fiera del gelato. E quindi vi aspettiamo tutti a questa 62esima edizione dal 27 al 30 di novembre, edizione importantissima perché segnerà proprio la ripartenza totale delle attività di Fiera di Longarone e dimostrerà come questa fiera, nonostante il Covid, sia riuscita a sopravvivere, ma non solo a sopravvivere, a vivere bene, a portare i bilanci in pareggio, ma soprattutto a dare un contributo al territorio del bellunese, perché ricordiamoci che tutte queste fiere sono importanti per l'ente fiera, ma sono soprattutto importanti per lo sviluppo del territorio. Ogni euro che viene investito da parte della fiera genera almeno 10 euro di ricchezza in più sul territorio. Ricordiamo che quando ci sono queste fiere non si trovano a volte neanche posti per dormire nelle zone non solo di Longarone, ma di tutte le zone intorno, nel raggio di quasi un centinaio di chilometri. Quindi queste sono delle fiere importantissime che portano sviluppo, che portano crescita, che portano cultura e tradizione.